Italia Football Club. Valdobbiadene. Il nome forse deriva dalle due ramificazioni del Piave. Oggi è sinonimo di Prosecco, un tipo di vino prodotto solo in queste colline della provincia di Treviso. Un DOC G, denominazione di origine controllata e garantita, sigla che indica la precisa origine geografica di un vino. Il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene nasce in 15 comuni, come quello di San Pietro di Feletto. Qui produciamo il Conegliano Valdobbiadene di OCG. Di particolare questa zona ha sicuramente le persone e il territorio. Normalmente d'inverno nevica fino a Vittorio Veneto e nevica fino a Treviso. Non si capisce bene perché in questo anfiteatro non nevichi mai. La temperatura, il clima è veramente ideale. Questa è la culla del Prosecco. Se uno vuole il Prosecco deve venire qui. Il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene si può trovare nel tipo frizzante, tranquillo e spumante, secco o amabile, sapori e profumi di una terra nella quale eternamente fiorisce la vite, sotto la montagna dalla nuda sommità, ove il verde ombroso protegge e ristora, come aveva cantato il poeta Venanzio Fortunato. Le colline che vediamo molto suggestive, ricamate di vigneti, con le pendenze molto forti, non erano adatte in passato alla coltivazione dei cereali, quindi erano un ripiego, o bosco o vigneto. Sulle colline hai le condizioni migliori come esposizione al sole e come correnti d'aria. Dalle vinacce di queste uve si produce la grappa di Prosecco, distillato che riposa in botti di rovere con un metodo che è diventato storia. Il Prosecco è un vitigno particolarmente fine, gentile, il vino stesso e l'uva hanno una loro caratteristica di grande delicatezza, diciamo. Riusciamo a ottenere una grappa di eccellenza, una grappa di Prosecco particolarmente apprezzata soprattutto in Europa e un po' anche in tutto il mondo, oltre che in Italia. La stagionatura è una cosa importantissima. Il metodo da Ponte racchiude anche in sé la storicità, la tradizione, la cultura di uomini che hanno fatto la storia della grappa. Questo è un bel territorio, ci sono delle belle colline, c'è della bella gente, secondo me c'è del buon vino, del buon mangiare. Siamo stati una delle prime aziende a partire dall'anno 99 del secolo scorso ad iniziare una sperimentazione di produzione di formaggi di capra. Abbiamo creato un bacino di produzione nel Bellunese che adesso è diventato molto consistente. Abbiamo ampliato negli ultimi mesi la nostra ricerca di latte fino all'Alto Adige e fino alla provincia di Rovigo. Il radicchio rosso di Treviso è utilizzato crudo per l'insalata, ma anche cotto per primi e secondi. Noi veramente lo sfruttiamo in tanti piatti, dall'antipasto anche al dolce, facciamo anche qualche volta qualche dolce con radicchio, ma comunque la sua collocazione più importante è proprio nei primi piatti, nella griglia. Lo spiedo veneto deve essere cotto per almeno 5-6 ore. Selezionare e preparare le carni diventa quasi un rito. Lo spiedo è la tradizione di questo territorio. Si infilza della carne, si preparano tutti i pezzi. Io metto del vino, dell'olio, un po' di limone, lo lascio là 2 giorni che si maceri un po'. Viene cucinato solo col calore, non con le braci. E si va avanti per 5-6 ore. Le vedute della Valdobbiadene sono profonde e portano fino al mare. Diventa quasi naturale il matrimonio tra il Prosecco e alcuni territori di Venezia e Trieste. In collina a San Pietro di Feletto nasce una cucina a base di pesce, molluschi, crostacei. Siamo in cima a questa meravigliosa collina dove godiamo questo meraviglioso panorama che ci porta lì dove il Prosecco incontra il mare. Andiamo a ricercare tutti i piatti forti del nostro territorio, ma soprattutto la nostra specialità è il risotto. Il nero di seppia, ma la seppia qui tipica veneziana è una seppia particolarissima. Un sapore, un colore, una cosa, un'intensità che la rende unica. E la seconda cosa è il nostro risotto Prosecco e mare dove sposiamo l'ostrica e la capasanta al profumo di Prosecco. Il Prosecco è un qualcosa che si prende in un momento conviviale, in un momento di felicità, in un momento di tranquillità. Non è mai troppo impegnativo. Ormai il Prosecco è diventato sinonimo di festa, di felicità, di spensieratezza. Il nostro claim è To Be Happy, il nostro motto, per chi non capisce l'inglese come me, è To Be Happy, per essere felici.